Elezioni comunali, atto finale. Domenica e lunedì si torna alle urne in 7 comuni del Veneto. Le operazioni di voto inizieranno domenica 9 giugno alle ore 8 e termineranno alle ore 22. Inizieranno di nuovo alle ore 7 del lunedì 10 giugno e termineranno alle ore 15. Treviso è l'unico capoluogo veneto ad andare al ballottaggio e sulla città sono puntati i riflettori delle segreterie nazionali dei partiti. Lo scontro si gioca infatti tra il centrodestra dello sceriffo d'Italia, Giancarlo Gentilini, bandiera della Lega Nord, e la coalizione di centrosinistra Treviso Bene Comune dell'avvocato Giovanni Manildo. Al primo turno del 26 e 27 maggio Giovanni Manildo aveva ottenuto il 42,53% dei consensi, seguito da Giancarlo Gentilini col 34,82%. Quelli che vediamo sono gli operatori comunali che caricano i materiali elettorali da distribuire nelle 77 sezioni cittadine, urne, matite, schede e registri. Alle 14:30 è cominciato l'allestimento dei seggi nelle scuole da parte di presidenti, segretari e scrutinatori. Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento e di relativa tessera elettorale. Domenica e lunedì sono chiamati al voto 66.570 trevigiani. Per votare bisognerà tracciare un solo segno sul rettangolo in cui compare scritto il nome del candidato prescelto. Potranno votare anche coloro che non hanno votato al primo turno. Dopo le 15 di lunedì, quindi, l'apertura delle urne e l'inizio dello spoglio, e Treviso avrà il suo nuovo sindaco.